L'Assemblea regionale siciliana dà il sì dell'Aula per 1 milione di euro a Ravanusa. Ieri sera, nel corso della seduta dedicata alle variazioni di bilancio, infatti, al fine di fronteggiare l'emergenza seguita alla drammatica esplosione del piccolo comune agrigentino che ha causato la morte di 9 persone, l'Assemblea regionale siciliana ha approvato un emendamento che autorizza la spesa di 1 milione di euro a favore del comune di Ravanusa. A margine della seduta sono arrivate le dichiarazioni dell'onorevole di Ravanusa Giusy Savarino, prima firmataria dell'emendamento presentato sulla variazione di bilancio. La Savarino ringrazia il governo Musumeci e i colleghi parlamentari per la sensibilità dimostrata nell'avere voluto dare un segnale immediato alla comunità di Ravanusa, con un finanziamento da 1 milione di euro introdotto nel primo strumento normativo utile, una somma per la Savarino che non restituirà la vita alle vittime di questa tragedia, ma che costituisce sicuramente il primo tassello per ricostruire l'anima ferita della mia comunità. E in seguito alla tragedia verificatosi lo scorso 11 dicembre a Ravanusa, che è stata danneggiata dall'esplosione anche la scuola che si trova nelle vicinanze. Si tratta dell'Istituto Comprensivo Manzoni. Alla luce dei dati Glanni, la dirigente scolastica, attraverso una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al Ministro della Pubblica Istruzione Bianchi, con l'obiettivo di ricevere l'aiuto necessario per garantire agli studenti per riprendere le pressioni di presenza. La dirigente Marilena Giglia, infatti, scrive: un'esplosione, un boato, macerie, vetri rotti, detriti, urla, odore acre di bruciato. Non è il trailer di un film horror, ma è la storia vera, una storia fatta di volti, di un quartiere, di una scuola che si affaccia sull'area del disastro, di un paese che si abbraccia in un momento così terribile e pieno di dolore. La dirigente scolastica continua dicendo: la nostra scuola, l'unica a Ravanusa, ha bisogno di un sostegno, ha bisogno di ripartire, rialzarsi. Ecco perché vi chiedo aiuto, vi chiedo di non abbandonarci. L'informazione abbia sempre a cuore l'umanità di una comunità distrutta. Gli alunni sono già provati da una didattica a distanza, i bambini e gli adolescenti si erano appena riappropriati dei loro spazi educativi scolastici, così come quelli ricreativi e sportivi. La tragedia, continua la dirigente scolastica, dell'11 dicembre segna le anime di questi ragazzi e soprattutto dei più deboli. Aiutateci sostenendoci per fare in modo che i ragazzi e i bambini possano ritornare nella loro scuola dal colore blu come il cielo insieme ai propri compagni per poter raccontare e raccontarsi. Dopo l'appello della preside, il ministro dell'istruzione ha promesso di essere presente per la riapertura del plesso, rinnovando la sua vicinanza alla comunità di Ravanusa.